Se andassimo a valutare il numero dei componenti del Parlamento, sappiamo che la stragrande maggioranza, dico oltre il 90%, rappresenta partiti che in campagna elettorale hanno detto sì all'autonomia, quindi ce la diano subito. Qualunque sia il nuovo governo, avverte il presidente veneto Luca Zaia, all'indomani dello scrutinio elettorale dovrà darci l'autonomia, che è l'istanza che abbiamo dalla nostra gente. Il Veneto, promette, non tornerà da Roma senza l'autonomia. Quanto a chi spetterà a guidare il paese, il governatore invita a non fare troppi passi in avanti. Bisogna avere rispetto perché la scelta compete al Presidente Mattarella ed è bene che lui indichi un primo ministro che avrà questo mandato esplorativo. Ovvio che noi speriamo sia Matteo Salvini come rappresentante del centrodestra e dopodiché si capirà cosa accadrà. Però tutti devono avere ben chiaro che la nostra assemblea dei soci di riferimento sono i cittadini. È comunque chiaro che nessuno alla maggioranza, rileva Zaia, e che per governare ci vogliono i numeri, ma l'ipotesi di un'alleanza coi 5 Stelle non è in discussione. Anche questo tormentone di queste ultime ore, la Lega supera Forza Italia. La Lega l'ha già superata Forza Italia da anni, ma questo non vuol dire che si continui a dialogare, ad avere assolutamente un rapporto solido che sta dando i frutti. I veneti sanno benissimo quante opere e quante attività stiamo facendo appunto come maggioranza. Un'alleanza, sostiene il presidente veneto, che potrà portare il centrodestra alla vittoria in molti comuni alle prossime amministrative, compresi Treviso e Vicenza. Dopo questo risultato che abbiamo avuto alle politiche, penso che le due città siano assolutamente contendibili, abbiamo dei buoni candidati e penso che su questo fronte bisognerà lavorare con i programmi e parlare con i cittadini.